Questo servizio è offerto da Fare, Servizi Integrati per l'Impresa. Il sindaco Loredana Borghesan, con tanto di fascia tricolore, ha giurato sulla Costituzione nel primo consiglio comunale da lei indetto martedì 31 maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare di Palazzo San Micheli. Il discorso del primo cittadino della lista Montagnana per te è stato di prassi. Le mie più grandi soddisfazioni saranno quelle di riuscire ad essere sindaco di tutti e a raggiungere i risultati ottimali per il nostro territorio. La campagna elettorale ci ha consegnato anche una rinvigorita passione politica che significa svolgere in modo forte e convinto un servizio a favore del cittadino. La nuova giunta e la nuova squadra lo faranno, ma avranno bisogno di supporti qualificati e autorevoli per dare ancora più forza all'azione amministrativa. Come nel passato, resto aperta al dialogo, pronta ad ascoltare e a discutere con la dovuta tranquillità i temi attuali e futuri. Anche gli interventi da parte dei capogruppi delle liste civiche hanno corso più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Alessandro Guccioni, della civica Montagnana prima di tutto, ha rimarcato che anche la minoranza è di tutti, anche quelli che non l'hanno votato, e saranno attenti all'attuazione dei punti del programma della maggioranza, soprattutto in base al principio della trasparenza, che condividono, e al coinvolgimento periodico della popolazione. Il buon funzionamento di un'amministrazione sta anche nel ruolo recitato dalla minoranza. Riteniamo che il ruolo della minoranza dell'opposizione sia comunque un ruolo importante, sia una responsabilità importante nei confronti dei cittadini montagnanesi. Le risorse purtroppo molto limitate che vi troverete a dover gestire siano utilizzate nel miglior modo possibile. Il tutto lo faremo comunque, questo ve lo garantiamo, facendo un'opposizione, ripeto, costruttiva e propositiva. Roberta Di Salvatore ha detto di essere orgogliosa di occupare un posto di opposizione che per molti anni è mancato alla sinistra, che finalmente si torna a parlare di problemi reali e di portare in consiglio le istanze dei cittadini più deboli. Ha evidenziato che anche nella diversità si può crescere. Il mio ruolo di minoranza non mi permetterà ovviamente di fare grandi cose, ma il fatto di essere qua è per me una grande cosa e spero sia comprensibile a tutti l'importanza di questo fatto, perché finalmente si torna a parlare di reale, concreta democrazia, che l'opposizione è utile nel momento in cui porta una crescita. L'opposizione fino a se stessa, tanto per mettere i bastoni tra le ruote, non serve a nessuno. Il sindaco ha anche presentato la nuova giunta. Claudio Argenton, vice sindaco e assessore all'urbanistica, all'edilizia privata, patrimonio ed ecologia. Andrea Draghi, assessore alla sicurezza e identità veneta. Matteo Mantoan, allo sport, politiche giovanili e rapporti con le frazioni. Delega quest'ultima a cui è stato assegnato anche il consigliere Michele Bertolaso. Sabrina Mantoan, assessore alle politiche sociali e sanità. Hanno ricevuto una delega anche i consiglieri Flavio Gobbi, lavori pubblici e manutenzione, e Gianluigi Argenton, turismo.